Milano, stiamo arrivando! Brigare? No. Ale, dove siamo? Arrivati. Arrivati dove? A Milano. A Milano, amore. Arrivati. Bene! A Milano. La Brighella è a Milano, sul serio? Bells will be ringing the sad, sad news. Oh, what a Christmas to have the blues. My baby's gone. E tu che casco? Si vede come stava Ma dentro col tacco! Vieni qua. No. Adesso vediamo se si apre. Stai aspettando l'ascensore? Ma c'è l'orso grande! Ale! Vediamo. Eccoli! Eccoli! Dai! Vieni amore! Vieni! Cambiamo posto, andiamo a mangiare qua. No, questi amore sono partiti. Foto. Si dice la nostra portata. Dai, per cortesia. Dai, ma quando mai che tu hai visto con una roba del genere? Non so perché si scritto in una lingua che non si capisce. Questa sarà la mia prossima macchina. I had a dream. Comunque fa un freddo vigliacco. Ma la porta sono un po' famosa. Ciao Brighelle, scusatemi ma oggi non ho registrato praticamente nulla perché con passeggini, borse, un freddo vigliacco, un casino di gente ho registrato pochissimo. Sono distrutta, sono piena di mal di testa, sono lucidissima perché stamattina ho voluto provare un camioncino di un fondotinta di Estée Lauder e sono lucidissima. Infatti Noemi, perché se sei passata al bio metti sui fondotinta di Estée Lauder, cioè lo sai che ti lucidi, i capelli uno schifo, però volevo farvi vedere, sono riuscita a entrare in un negozio ed è questo. Ci faccio vedere cosa ho preso. Questi sono un regalo della nonna per Ale, questi calzettoni bellissimi col bavo antiscivolo. Poi ho preso, mi sono stati regalati quest'acqua profumata, la Secret Charm, buonissime, sono buonissime, c'era la promozione 3 a 39 euro. Questo Secret Escape e poi questo, mamma che buono, sono buonissime, Amber Romance. Non guardate lo smalto, mi si è sbeccato, uno schifo proprio. Amore, tu non sei neanche potuta venire, c'era un casino della Madonna, vieni qua, vieni a fare coca mamma, amore, ciao, ciao piccolo mio amore, piccolo coccoloso di mamma. Ale, Ale, Ale,
Vieni a fare una coccola alla Duda. Dagli un bacino alla tua Duda. Dagli un bacio a Duda. Cara la mia Duda, digli. Oh, Dio, quanti coccole che vuole questo cane. Ciao, amore mio. Ciao, no, piangiti, siamo a casa, sì. Siamo a casa, amore mio. Siamo a casa. Ale, cosa mangi adesso? La pizza. Mangi la pizza? Sì, Manuel è andato a prendere le pizze. Qua c'è una maglia di Ale, ok. Manuel è andato a prendere le pizze. Lo so che continuate a chiedermi quando vi farò l'home tour. Il room tour, il room della stanza. Ok, sono cotta. Devo prendermi un momento. E l'home tour, room tour, ok, lo farò penso quando sarò in ferie, perché stiamo stralavorando. E poi lunedì sono a casa ma ho una visita, martedì è festa che è l'8 dicembre e è il compleanno di mia mamma, domani siamo via tutto il giorno, la vedo dura, ci mettiamo su queste adale. Mamma mia, sono sfatta. State facendo? Cosa fai qua col cugliaccio? Col cugliaccio fuori. Andando. Alessandro. Vado. Metti su le calze con Aldo, sì, perché babbo per Ale si chiama Aldo. Non sappiamo perché, ma si chiama Aldo. Grazie. Chi è questo? Vado. Aldo. Vado. Aldo. Non è un room tour, ma... Sto finendo di vlogare. Ma che cazzo hai preso? Amore, smettila. E no essere così contadino. Ma sono Metti di giù. plastica. Ma tua sorella... Sì, beh, ovvio. Con tutto che costa? È di plastica anche. Ma tanto un'altra non ne costa niente. E sono 250 ml. Sono No, sono buone. 3 bottiglie sono. Da 250 l'una, quindi ho quasi un litro di acqua profumata. Ecco, beve. In voi 2 al giorno costa bene. Beve, Capisci un cazzo, non capisci? Un cazzo. Ecco, adesso io le avevo messe bene, no? Va. Sì, qua ci sono i miei profumi. Ma manca assolutamente la collezione, il Coco Mademoiselle. Qua abbiamo Chanel, buono, mi piacciono tanto, troppissimo. Che casino. No, non ve lo faccio vedere, Sto morendo. Niente, dai, mi strucco e vi do le buonanotte dopo in pigiama. Sì, meglio che mi strucco. Adesso vado di Clarisonic. Aspettate, sentite cosa sta dicendo? Stiamo parlando. Cos'è che ho? Hai problemi, dai. Problemi di che sorte? Sotto i capelli. Dimmi che problemi ho. Dillo. È una nuova malattia, là? Farò i soldi. Di me. No, Perché dopo ridilla. mi copi. No, perché dopo. Ridilla. No, perché dopo qualcuno prende la mia teoria e troverà un medicinale. Manuel ha appena detto che ho seri problemi di cosmesi acuta. Però sono più bella dal vivo che in telecamera. No, amore? Sono più carina dal vivo. Sei un matto! Come fa il matto? Come fa il matto? No, quello lì è Tarzan. Dov'è che sei stato oggi? Dove siamo Milano. stati oggi? Milano. Milano. Come fa il Chi matto? c'è qua? Chi c'è qua? La mia donna pucciosa. Fai il matto. Fai il matto, Ale. Fai il matto.
Cos'è che hai detto? Che mi sto passando la faccia con... Cosa serve? Per nettare il muso, amore, in Metti la carta dialetto. da 40 sperimentare. Per pulire la faccia. Ma se vuoi io ce l'ho quel disco così. No, amore, quello è per far scartavetrarlo il muso. Questo è per pulire l'onto. Domani devo chiedere ai miei papà delle carte da 40 che vanno a fare lo stralcio. Capisci, un non si tocca. Guarda che casino. Ecco, questo suona. Dai amore, no, per terra. Ci leviamo i dentini. Tutti insieme a lavare i dentini. Yeah! Sì! Quindi spegniamo bene i dentifricio. Ma secondo te no? Guardami bene. Potrei fare l'angelo di Victoria's Secret. Porca puttana. Dimmi. No. Ma come no? Sono quasi bionda. Sono bella. Sono un figurino. Non mi vedi come angelo di Victoria's Secret, ma con tutte le cose Se vuoi puoi andare a fare il butta fuori, se vuoi. schifoso, Victoria's maledetto. Fa vedere le ciabattine te. Non sono ciabatte di... Beh, quelle cose di Sono conaglio. scazzarotti. Ma come siamo belli? Cosa stai bevendo? Oggi buono. Il latte buono. Il latte buono e il latte con Nesquik. Qua c'è la Duda che mangia. Amore, ma stai mangiando con le luci pentate, amore. Buon appetito, Buon appetito, amore. Il mio adorato pigiamino. Non guardate il casino dentro qua. Bene, 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 molto bene. Bene. Sono struccata in pigiamata, adesso mi vado a prendere un moment. Vi ho risparmiato il passaggio del filo interdentale, anche se dovete farlo assolutamente tutte le sere, come dovete lavarvi i denti prima di andare a letto. Sì, lo so, deformazione professionale. E vi dicevo sì, no, adesso scendo e mi prendo un moment perché ho la testa che mi scoppia. E penso che appena riuscirò ad andare a letto, dormirò beatamente fino a domani mattina alle 9, 9 e mezza. Sempre che Ale dorma, però di solito dorme, quindi bene, ciao di nuovo.